oggi è l'8 dicembre, sono proprio vicino a un albero di Natale. Quante luci ci sono a Natale? Quanti addobbi ci sono in giro? Quante luci cercano di esprimere una sorta di gioia. Però ti chiedo questo, la stessa luce che c'è fuori ce l'hai dentro? Quante volte le persone brillano di luce riflessa? Quante volte le persone sono dei fondi ripetitori e hanno bisogno di apparire vicino a qualcun altro per sentirsi dei grandi? Perché pensa, ho imparato questo, ho la fortuna con il lavoro, la passione che seguo di conoscere persone di livello molto alto, persone che hanno scritto un sacco di libri, persone che sono conosciuti anche a livello mondiale. Però una cosa che non mi piace mai fare è brillare della loro luce. Io ho la mia luce, loro hanno la loro luce. Quanto spesso invece le persone ci giudicano perché vicino a noi c'è un personaggio famoso. Quanto spesso le persone invece stanno con noi, forse perché con noi hanno dei vantaggi. Pensa a questo, sì e senza. Io voglio avere accanto a me solo persone che mi amano, mi stimano, mi apprezzano per ciò che sono io, non per le persone che conosco, non per le persone che frequento, non per ciò che ho ottenuto in questi anni e anni di lavoro e di risultati. La luce è fuori in questo periodo, ma come puoi fare per accenderla anche all'interno di te? Come puoi fare per avere la stessa luce? Come puoi fare per evitare di brillare di luce riflessa? Io sono Nicoletta, non sono l'amica di, la conoscente di, sono Nicoletta, punto. Qual è la tua luce? Qual è il tuo carisma? Qual è il tuo dono? Per me la spontaneità, la passione e l'amore. E per te? Cos'è la differenza che fa la differenza in te? Che ti fa essere luce, che ti fa accendere la tua luce e che ti rende talmente forte, centrato, autonomo che non hai bisogno di brillare di nessuna luce riflessa. Questo non vuol dire che non puoi condividere, questo non significa che non puoi accogliere anche la luce degli altri. L'importante è che tu viaggi sul tuo livello e accogli, abbracci anche il livello degli altri senza dover brillare della loro spontaneità, della loro bellezza, dei loro successi e dei loro risultati. E da Nicoletta, dalla Confartigianato, dall'8 dicembre tutto e buona luce, accendi la tua luce. Ciao!